brutto periodo adesso è alle spalle, stai dando una mano importante. Sì, sì, sono veramente contento, dai, queste ultime partite stanno andando bene, anche a livello personale, dai, si può sempre migliorare, però non ci sono più le prestazioni di qualche mese fa, ecco, questo è importante. Ecco, a posteriori ti sei dato una risposta del perché magari non riuscivi più a dare una mano come era stato magari anche prima, che avevi fatto i gol e le prestazioni c'erano sempre state. Ma credo che una risposta non ci sia, poi magari, oppure le risposte possono essere tante. Non voglio cercare delle scuse, è stato un periodo così e ora speriamo di continuare, ecco, come queste ultime partite perché è importante per me ma soprattutto per la squadra. Ecco, cosa è scattato dentro di te a un certo punto? Da Castellammare, forse da quel gol, ti sei sbloccato e sei ripartito. Sì, credo che il gol sia servito tantissimo, credo sia stato fondamentale, ecco. Devo dire che già, ecco, prima della partita, nonostante avessi qualche linea di febbre, mi sentivo bene. Speravo veramente di entrare perché sentivo la gamba che c'era, poi è arrivato il gol e credo che lì si è servito tantissimo, lo sappiamo, era da tanto che non segnavo, tutti si aspettavano un gol mio, io mi aspettavo comunque anch'io il gol, è arrivato e niente. Dalle immagini si vede Musacci che ti fa una specie di comizio davanti. Cosa ti ha detto quando hai segnato lì, se ti ricordi, perché magari nell'adrenalina del momento? No, niente, ora sinceramente non ricordo, era comunque contento, è compagno di stanza mio, quindi siamo fatti una risata, ecco. Ma magari la sera prima te l'ha detto domani segnerai, che so che ogni tanto vi dite queste cose, poi quando si avverano, no? No, anche perché abbiamo dormito in camere separate per non intaccare, ecco, il suo stato fisico per la febbre, Ah, giusto, è vero. quindi non aveva predetto nulla. Sei arrivato a 7 adesso Sì. di gol. Non sei lontano dal tuo primato stagionale che era a Modena, se non sbaglio, Sì. dicevi. 9, sì, dai, Quindi puoi anche superarlo. L'obiettivo deve essere quello, anche perché vuol dire che dà una mano anche alla squadra. Io questo non ci sto assolutamente pensando, anzi, ora come ora magari sto giocando meno per il gol e più per i compagni e per la squadra. Poi ieri ci ho creduto in quella palla e fortunatamente, ecco, dai, è arrivata lì e ho fatto gol, però l'importante non è segnare ma è vincere. Ma perché anche in quel lungo periodo in cui le cose non andavano bene, non ci si chiedeva fra di noi, alla fine tu fai sempre gol spessissimo pesanti, perché tutti quelli più o meno che hai segnato sono tutti stati decisivi. No, che cos'è che secondo te era successo? È possibile, ti chiedo, che ci sia stato un collegamento col fatto che l'anno scorso avevi giocato poco, quindi una stagione essendo lunga, il fatto di tenerla così a livelli fisici alti per tutti i mesi può averti condizionato? Può essere sì e può essere no, e ci sta anche che il fatto che non abbia fatto il ritiro, quindi però sono tutte scuse che magari uno cerca di trovare dentro di sé e non voglio ecco, trovare degli alibi perché non è giusto, perché magari se facevo 3-4 gol e giocavo bene dicevamo che il ritiro ecco, non serviva a nulla, quindi è stato un periodo, è passato, ora abbiamo ancora queste 7 partite e dobbiamo continuare come abbiamo fatto in queste ultime settimane. Al palo cosa hai pensato? Ecco, un'altra serata di puntini. Non lo dico. No, cosa ho pensato? Nulla, mi è dispiaciuto, però ecco, sentivo che potevamo farcela, anche perché andare sotto dopo 40 secondi poteva essere una mazzata. Credo che comunque la fortuna di aver anche pareggiato subito ci ha dato una grossa mano e poi la squadra ha giocato comunque bene, abbiamo preparato bene la partita e devo dire che le cose che avevamo provato ci riuscivano. Vedendo la chiave positiva si può dire che dopo aver preso un rigore, dopo un minuto e più il palo, no? Quindi segnali che magari uno in testa si dice cazzo che annata, che va sempre in giro tutto male, no? E invece alla fine essere riusciti a rigirarla penso che sia una cosa che vi dia sicuramente, ma a parte questo credo che anche le prestazioni comunque di Spezia e con la Regina parlassero chiaro del momento ecco, che stiamo attraversando. Poi ogni partita ha una storia a sé, il campionato di Serie B è difficilissimo, lo sappiamo tutti, lo vediamo ogni sabato con dei risultati magari inaspettati e quindi niente, dobbiamo continuare con la nostra umiltà, con la nostra voglia di risalire questa classifica e
e ogni sabato di portare a casa il massimo. Senti, questo modulo iperoffensivo funziona molto anche perché voi due esterni state facendo un gran lavoro. È anche una risposta che diceva che Pasquato magari non ha poca voglia di sacrificarsi poi nel gioco, no? Ma no, beh, ma questo sono cose che si dicono, ecco, magari quando i risultati vengono meno, ora che le cose stanno andando bene, cioè, si vede tutto positivo. La voglia di sacrificarsi c'è, ci mancherebbe altro. È un ruolo che ho già fatto in passato, che posso fare. Poi comunque un calcio offensivo che sicuramente esalta le nostre qualità. Anche il fatto che comunque stiamo facendo tanti gol deve essere una cosa positiva per noi attaccanti, perché dal non far neanche un gol a farne tanti vuol dire che qualcosa in noi è cambiato e vuol dire che qualcosa c'era. E questo fa assolutamente piacere. Perdona il gioco di parole, dopo un gol e una vittoria così, come sarà la Pasqua di Pasquato? Ma in famiglia. Ora vado 2 giorni con mia moglie e mio figlio alle terme, in relax, e poi domenica ci aspetta classico pranzo e poi da lunedì si ricomincia.